playoff, a guidare il grande gruppo dei playoff c'è il Pescara, che domenica ha vinto contro il Lanciano. A guardare i suoi compagni di squadra c'era anche Mandragora, che ieri abbiamo intervistato. Lui si è raccontato, si è anche un po' lasciato andare in realtà. Sentite Mandragora che si emoziona, neanche tanto. Un genitore avere una famiglia vicino sempre in un percorso un po' così, quasi come a vedere no? Dietro quelle lacrime, quanta strada c'è stata e quanta pensi di averne ancora davanti? Dietro le lacrime c'è sicuro tanta strada, come appena detto davanti ce ne sarà ancora tantissima. La strada, come ho detto prima ragazzi, è ancora in salita, sarà ancora a lungo in salita ed è anche la strada che mi piace, quindi è un piacere farla quella salita. Buonamente sto cambiando tantissimo, dall'età di 14 anni fino all'età di 18 che sono stato a Genova. Innanzitutto sono diventato, o almeno tra virgolette, un uomo. Poi per quanto riguarda quello che ho fatto in campo sta agli altri giudicare, quindi umanamente sono cambiato tantissimo, sono diventato quasi un uomo e come nel calcio e nella vita cerco sempre di migliorarmi anche sotto questo aspetto. Senti, è il calcio quello che adesso stai vivendo da protagonista che ti aspettavi quando lo immaginavi da bambino? È così che te lo immaginavi questo mondo? Sì, forse da bambino lo immagini con meno sacrifici, lo immagini con meno cose, ma col passare del tempo, crescendo e iniziando a capire i valori della vita e il valore del sacrificio stesso, riesci comunque a capire che quello che volevi da bambino è quello il sogno che vuoi avverare, ma deve essere accompagnato dai sacrifici. Questo è un obiettivo da raggiungere e spero di rimanere con la maglia bianconera più a lungo possibile. Ma è un motivo di stimolo, un motivo di orgoglio, cerco di non farmi pesare gli occhi addosso come appena detto, come cerco di non farmi pesare nulla e cerco sempre di divertirmi e di essere quanto più spensierato possibile. Poi ovviamente c'è sempre qualche pensiero, ma i soliti pensieri della prestazione, degli allenamenti, della continuità, ma sono pensieri che fanno parte del gioco. Fortunatamente ho trovato sia degli allenatori ma soprattutto delle persone straordinarie, quindi non potevo desiderare di meglio, diciamo. Quindi cerco di prendere le cose migliori da ogni allenatore, cerco di farmi dare quanti più consigli possibili, cerco di imparare tante cose nuove e alla fine devo tirare le somme. Il mondo della Juve è un mondo di campioni, un mondo di gente che vive il calcio professionistico a 360 gradi, quindi per me è solo un motivo di grande orgoglio solo poter far parte di quel ritiro, perché come ho sempre detto vengo da una famiglia umile, da una famiglia di sani valori, quindi per me è già un sogno arrivare a fare quel ritiro, poi che il resto ben venga. Io amo le sfide, quindi cerco di giocarmi le mie carte nel ritiro con la Juve. Poi tu hai appena nominato la parola giusta, ci sono dei campioni immensi alla Juve, una concorrenza spietata, ma cerco di fare del mio meglio. E Mandragora è proprio uno di quei giovani sui quali la Juventus ha messo gli occhi, nonostante si sia infortunato in questa parte finale della stagione. È davvero un giovane di grandissima prospettiva, Gianluca. Sì, ma non solo, mi sembra un giovane che ragioni e parli già da grande, grandissima dialettica, buonsenso, equilibrio nelle parole, quindi evidentemente la Juventus, come spesso se non sempre fa, va a cercare non solo il giocatore ma anche l'uomo. Ha preso Mandragora quando chiaramente non era ancora infortunato e strappandolo ad una concorrenza importante, perché c'era anche il Paris Saint-Germain che si era mosso, lo stesso Chelsea. È un giocatore che poi ha dimostrato in campo quest'anno, anche un po' per l'emergenza, visto che Oddo ha avuto tanti infortuni nel reparto difensivo centrale, lo ha fatto giocare ultimamente quasi sempre come difensore centrale e ha dimostrato di poter fare molto bene, quindi non so se si convincerà per il futuro a giocare sempre lì, Allegri poi deciderà ovviamente, però ha dato dimostrazione di utilità tattica, può essere sia un difensore centrale che un centrocampista, e sappiamo che nei grandi club avere questa possibilità di poter essere impiegato in più ruoli fa sicuramente la differenza e lo farà per il suo futuro.